Alessio Talamini, titolare di un pastificio a Vodo di Cadore e partecipante al consorzio per la tutela dei canzonziei. Raccontaci questa importanza di far parte di un gruppo per valorizzare i prodotti della zona. Allora, intanto buongiorno a tutti, noi abbiamo costituito questo consorzio, cioè stiamo costituendo, cercando di coinvolgere i produttori nella zona dolomitica, visto che è riconosciuta UNESCO. Stiamo cercando un po' di cavalcare anche l'onda UNESCO che nel mondo sta portando tanto nella nostra zona, valorizzare il prodotto logicamente storico, antico, dei nostri nonni tramandati con ricette antiche, e importante con piccoli artigiani, piccole impresette che operano in loco, cioè non producono nessun ingrediente, nessun particolare all'esterno del territorio dolomitico. Quindi... Sì, mi diceva Da Corte, che è uno dei vostri colleghi, che avete tutti i prodotti, la farina, il contenuto del raviola, e tutto viene dalla Dolomiti, giusto? Sì, tutto quello viene proprio dalle Dolomiti, cerchiamo proprio di, anche se logicamente costi più alti, perché con la grande distribuzione si abbattono i costi, però noi cerchiamo di valorizzare proprio i prodotti del territorio con agricoltori, industriali del territorio, quindi una mano lava l'altra, si dice, quindi cerchiamo anche di aiutarci soprattutto in questo periodo di crisi. E quello che non si trova al commercio, ci sono dei prodotti come il cavolo navone, che viene inserito all'interno della rappa rossa, coltivato proprio nella zona del Cadore, San Vito di Cadore, privatamente, e cercare un attimo di riscoprire questo ingrediente che stava scomparendo, e qualcuno adesso lo ha un attimo ripreso, rivisto in chiave appunto riscoperta dei prodotti tipici della zona, perché una volta c'erano patate, rape, cipolle e poco altro, insomma. In due battute, come possiamo distinguere i ravioli e i canzonziei, anzi fatti originali della zona, da quelli che poi vengono spacciati come canzonziei ma non lo sono? Allora, intanto quelli nostri sono fatti a mano, infatti qua siamo venuti in fiera anche per far vedere alla gente come viene viene realizzato il prodotto, e logicamente il gusto finale, perché nei macchinari la pasta non può essere preparata in una maniera diversa, cioè la preparazione del macchinario è diversa che fatta a mano, deve essere più dura, deve essere una consistenza diversa, quindi anche con gli stessi ingredienti il gusto viene un po' diverso alla fine, cioè abbastanza diverso, si sente il gusto in bocca, e anche l'occhio vuole la sua parte, perché vedere dei casonziei, quindi questa forma a mezzaluna nel piatto, e non sono uguali uno dall'altro, ti dà proprio il senso di quando si andava a mangiare dalla nonna, che si facevano in casa, e una volta non erano tutti precisi. Quindi oltre al gusto io darei anche l'importanza proprio al gusto visivo.